si è capito che il fenomeno della violenza domestica è un fenomeno assolutamente trasversale. Le donne che passano da noi quindi sono di tutti i tipi, persone che sono donne affermate, donne che sono state costrette a rimanere in casa per lungo tempo perché il compagno, il marito non aveva nessuna intenzione di farli uscire, tutti i tipi di donne che potete immaginare. Di qualsiasi etnia, di qualsiasi religione, di qualsiasi strato sociale, assolutamente. Le donne che sono arrivate da noi quest'anno sono oltre 50 già nei primi 3 mesi e vengono seguite da Rompi in Silenzio, come diceva prima il colonnello, con una collaborazione tale con tutti gli altri soggetti che sono coinvolti nella lotta alla violenza. Stiamo cercando di fare veramente il possibile in provincia. Sicuramente è un fenomeno in crescita, ma in crescita nella misura in cui le vittime hanno individuato una maggiore fiducia, una fiducia nelle istituzioni, negli enti presenti sul territorio, in tutte le realtà, in tutti i soggetti che sono particolarmente attivi in un ambito assolutamente condiviso di soluzioni e di iniziative per cercare di contrastare il fenomeno dello stalking e della violenza su tutti i soggetti vulnerabili. Ci scambiamo i dati, ci scambiamo le esperienze, cerchiamo di approfondire anche queste dinamiche e le soluzioni da condividere. Entriamo nel mondo della scuola e questo sicuramente è stato un momento molto importante, anche perché le vittime molto spesso sono anche giovani che non riescono neanche a individuare esattamente fino a che punto esattamente stanno subendo la violenza psicologica o la violenza fisica, e quindi è importante anche da parte nostra spiegare ai giovani quali sono i contorni di questo reato drammatico.